Presidio vaccinale di Loreggia, Alta Padovana. A poche ore dal via dell'anno scolastico, qui si vedono soprattutto giovani e giovanissimi. Allora, le vaccinazioni procedono con un ritmo un po' meno serrato rispetto ai mesi scorsi, ma è anche naturale perché abbiamo ormai vaccinato più dell'80% delle persone e è cambiata la popolazione. Se prima vaccinavamo per lo più i grandicelli, adesso stiamo vaccinando soprattutto giovani. Sotto i 30 anni, questa è la media. Diciamo che una vaccinazione su 2 è ragazzi di questa fascia di età. Spesso sono proprio loro, i più piccoli, a convincere dei titubanti genitori. Infatti molto spesso il genitore, quando noi chiediamo come mai ha voluto vaccinare, anche per capire cosa possiamo fare per aumentare un po' l'adesione, e ci ha detto è stato mio figlio che vuole essere vaccinato perché sente che è un dovere, e anche poi c'è tutto l'aspetto sociale, quindi per stare anche più tranquillo a scuola, con gli amici. Non sono contrari alla vaccinazione, piuttosto hanno bisogno di essere rassicurati. Allora, molto spesso i genitori hanno paura degli effetti collaterali, hanno paura di quelle piccole reazioni rare ma che possono esserci e che sono le più pesanti. In questo momento molti sono dubbiosi riguardo ai possibili sviluppi delle miocarditi, che se ne sente tanto parlare in televisione, effetto che è possibile con la vaccinazione, seppur in un numero veramente estremamente rari di casi, e sono sempre stati casi comunque modesti e risolti. E l'altro dubbio è se vaccinare il ragazzo, considerato che l'infezione nel bimbo tende a essere meno grave rispetto all'infezione nell'adulto. Questa è però purtroppo una percezione non corretta di quello che è l'andamento epidemiologico della malattia in questo momento, perché in ospedale purtroppo stiamo vedendo proprio un aumento anche dei casi tra i ragazzi, soprattutto per via delle varianti che stanno circolando. Un appello infine alle donne in gravidanza. Le donne in gravidanza possono essere vaccinate in tutti i trimestri di gravidanza, possono venire nei nostri centri d'accesso libero, e anzi la vaccinazione in gravidanza è assolutamente consigliata perché protegge la mamma, protegge il bimbo, quindi dà una piccola immunità anche dopo la nascita, e protegge soprattutto dagli effetti più gravi del Covid che portano insomma in gravidanza la mamma malata, ossigena meno il feto, ci sono più possibilità di parto prematuro e di complicanze anche come l'aborto, soprattutto nei primi mesi.